ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Filo Diretto. Luigi, a te la linea. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie alla nostra Radio Libertà che consente al nostro gruppo di associazioni di poter parlare, esprimere e dare informazioni per quanto riguarda le problematiche, la maggioranza del codice della strada, la mobilità, la circolazione e la sicurezza. Noi siamo un gruppo di volontari, di gruppo di persone volontarie che offrono la loro disponibilità al servizio dei cittadini e facciamo parte del gruppo dell'ufficio rapporti sociali, nel quale ci sono contemplate anche associazioni di disabili per quanto riguarda le varie problematiche inerenti alle loro possibilità e necessità. Noi siamo formati, come dicevo, come base per chi volesse avere informazioni via mail, può mandarle a ufrapportisociali@libero.it oppure può chiamarci nell'ufficio al 328 07 15 232 dal martedì al venerdì dalle 14 alle 16:30 a None. Chi vuol venire anche a parlare direttamente per avere delle soluzioni o delle conoscenze, perché il nostro gruppo di personale volontario è formato da ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, medici, avvocati, CAF, patronati, ragionieri, eccetera. Quindi abbiamo molta gente che mette a disposizione dei cittadini la propria conoscenza, la propria possibilità e come tutti sanno possono venire tranquillamente perché è la verità e la realtà. Chi ha dei problemi che non sa come fare, come comportarsi, eccetera, anche per l'utilizzo del computer, oggi che tutti in base alle nuove tecnologie, non tutti sono all'altezza di poterlo fare, noi garantiamo con il nostro personale tutte le soluzioni possibili. Quindi venite tranquilli che noi abbiamo tutto a disposizione. Adesso con me, oggi, come sempre, perché è la persona che conta molto più di me, abbiamo in collegamento l'architetto Arturo Calligaro, perché lui per quanto riguarda la mobilità, il codice della strada e soprattutto le problematiche anche per quanto riguarda le case, le abitazioni, eccetera, è una scienza, una cultura elevata e la gente vuole averlo per forza come con sé. Pertanto io vi ricordo che oggi chi volesse chiamare può telefonare alla radio oppure inviare dei messaggi per chiedere informazioni al 340 67 09 659 oppure inviare delle email, così noi le leggiamo e al pomeriggio domani già possiamo rispondere, con la sigla che è UFF Rapporti Sociali, tutto di seguito senza punteggiatura, @libero.it. Quindi ringrazio ancora gli ascoltatori, chiedo scusa, ma è giusto avvertirli perché adesso per esempio hanno ancora la disponibilità di poter dare ai nostri gruppi di associazioni disabili il 5 per 1000. Chi volesse darlo all'associazione Senza Limiti può mettere come codice il 9784 72 50 012 per l'associazione Senza Limiti, quindi ripeto 9784 72 50 012 e poi c'è un'altra associazione sempre ANGSA che sono gli autistici, l'Associazione Nazionale Genitori e Soggetti Autistici, con il seguente codice 97 84 29 50 582.
quindi disabili, e poi se volete avete altre opportunità, ci chiamate e noi vi diamo altre indicazioni. Quindi prima di entrare nel tema della giornata, Arturo, ti ringrazio di aver accettato l'invito e quindi poi dovrei darti da fare, perché entriamo proprio nella discussione per quanto riguarda, te lo leggo poi dopo, le problematiche sul codice della strada, perché a quanto pare i tecnici dicono che non andrà approvato. Comunque per adesso grazie Arturo di aver accettato l'invito, a te la parola, poi ti leggo la tematica e tu darai le tue disponibili, i tuoi chiarimenti. Ciao Arturo. Ciao Luigi, buona giornata agli ascoltatori e un ringraziamento alla regia. Sì, oggi diciamo che è una giornata abbastanza importante perché è stato approvato in questi giorni il decreto chiamato Salva Casa, quindi molti dei problemi che noi incontriamo durante il nostro servizio di volontariato è riferito ai problemi della casa, dell'abitazione, soprattutto con il cambio della legislazione che c'è stata recentemente in questi ultimi anni. Il comprare o vendere una casa è diventato un tema abbastanza grave, abbastanza spinoso, anche perché la legge impone ai notai di dare le famose conformità urbanistiche che negli anni precedenti non venivano in qualche modo richieste dalla stipula dell'atto notarile. Quindi questo cosa ha fatto sì che molti degli alloggi sono risultati invendibili con le condizioni attuali, e per cui questo decreto in qualche modo rifiana quelle che sono le incongruenze della normativa nel corso degli anni. Nel nostro servizio abbiamo incontrato case costruite negli anni 70-71 dove il costruttore si è dimenticato di fare la variante urbanistica, la casa è lì da 50 anni e questa casa risulta invendibile perché magari ha una piccola difformità di facciata, una piccola difformità di balconi, perché oramai i piani regolatori devono osservare questa famosa doppia conformità. La conformità al momento della costruzione è quella c'è, ma la conformità col piano regolatore attuale. Quindi voi capite che dopo 50 anni sono cambiati diversi piani regolatori, soprattutto per i centri storici, quindi c'è tutta una parte di un patrimonio immobiliare che risulta invendibile. E per stupidaggini, chiamiamole così, perché sono lievi difformità, non è un condono diffuso come è stato quello dell'85. Però questo, più che il gettito fiscale, dà la possibilità ai cittadini di risolvere i propri problemi e riuscire ad avere un mutuo e a vendere o acquistare un alloggio. Quindi è importantissimo quello che è stato varato in questi giorni. Sarebbe stato opportuno magari dilatarlo un po', perché alcune fattispecie, soprattutto nei grossi condomini o nelle nostre campagne dove fienili costruiti antecedente al 1967, magari fienili di 100 e passa anni, e poi nel corso della storia modificati, adattati, magari con la trasformazione di una parte in residenziale, e appunto non avendo la documentazione di quando è stato fatto il periodo, questo immobile risulta non vendibile. Come analogo discorso per le mansarde fatte nei sottotetti. Torino abbiamo un patrimonio di soffitte usate dagli studenti, anche decantate a volte nelle canzoni. Ebbene, tutto questo patrimonio che esiste ed è oramai adattato all'uso residenziale da molti anni, che non può essere compravenduto e quindi diventa privo di valore ufficialmente. E quindi questo governo ha dato una risposta importante, anche se non viene sottolineato dagli organi di informazione, che a volte sono supini alle posizioni dell'opposizione, ma l'importanza che dà per il settore immobiliare, per i professionisti, e soprattutto un sollievo ai comuni che non devono approfondire, esaminare carte e documenti per vedere se la cosa è legittima o meno,
e prepararsi a un afflusso di richieste di accesso agli atti, perché tutti ricorreranno a questa regolarizzazione. Qui verrà messa a prova la macchina dei comuni, perché in molti comuni, proprio per l'eccessiva burocrazia del settore, dai piani regolatori, ai regolamenti edilizi, alle leggi regionali, ai vincoli idrogeologici, vincoli ambientali, vincoli architettonici, è diventata una giungla. A volte, come mi preme dire, è uno stato criminogeno, che alla fine della fiera, se uno deve fare qualcosa, chiude un occhio su qualcosa e lo fa così, no? Però non è colpa del cittadino se le amministrazioni non mettono a disposizione un servizio comprensibile, effettivo e veloce. Sarà un altro passo da fare per questo governo la sburocratizzazione di un settore. Noi abbiamo 8.800 comuni in Italia, un professionista dovrebbe sapere le norme di 8.800 comuni per poter lavorare coscientemente, ma al di là di tutti i comuni d'Italia, anche solo nel nostro territorio, da un comune all'altro cambiano le normative, cambiano i regolamenti, rendendo tutto più difficoltoso anche per i cittadini che devono cercare una risposta se il loro immobile può essere compravenduto o meno. Quindi finalmente ci troveremo a poter dare delle risposte anche nel nostro ufficio ai cittadini che lamentano queste incongruenze, queste difficoltà. Voi capite? Ma ti conviene, Arturo, ti conviene dire quando ti possono trovare, perché è meglio che parlino personalmente con te e avere anche le risposte proprio chiare, precise, dove, quando e come. Io generalmente sono presente all'ufficio di None il mercoledì pomeriggio di tutte le settimane, no? Adesso togliamo il mese di agosto, ma da settembre, parliamo da settembre, il mercoledì, tutti i mercoledì, chiunque vorrà avere qualche chiarimento, e speriamo di essere esaurienti nelle spiegazioni, può rivolgersi a noi tutti i mercoledì pomeriggio nell'ufficio di None. Poi Quindi ricordagli che dalle 14.30 alle 16. Esatto, giusto? dalle 14.30 alle 16. Ingegneri, medici, notai, avvocati, eccetera. Senti un po', Arturo, non è perché non voglio, perché la cosa interessante, figurati, la gente che volesse avere informazioni, come ho detto, può chiedere tramite messaggi per la RAI al 340 67 09 659 oppure inviare delle email a rapportisociali@libero.it, perché poi quelle arrivano direttamente anche a te. Ma volevo dire un tuo parere, perché tu stai mettendo non solo architetto in quello, ma senti un po', questo è di ieri sera o dell'altra sera, i tecnici della mobilità contro Salvini, perché il nuovo codice della strada non va approvato, e tu sai che noi, come diciamo, con filo diretto è basato sul codice della strada e sulla mobilità, dico bene? Ok. Allora, sentimi bene, Arturo, il tuo parere, perché tu sei quello che puoi spiegare meglio. Qui dice, si chiudono questa settimana i lavori della Commissione Trasporti del Senato, che hanno esaminato il DDL Salvini sul nuovo codice della strada, ribattezzato dalle associazioni per la sicurezza stradale come codice, Arturo, io leggo, della strage, prima dell'ultimo passaggio di approvazione in assemblea. Se non passeranno emendamenti al testo del DDL sarà legge, altrimenti dovrà tornare alla Camera. Quindi i tecnici della mobilità cosa ci si aspetta? Un nuovo documento redatto a cura di Andrea Colombo, che per loro è l'esperto legale in materia di sicurezza stradale e mobilità sostenibile, e Alfredo Drufuca, responsabile tecnico di Polinomia SRL, che analizza dettagliatamente tutti i punti rilevanti del DDL e li legge assieme ad altri 2 dispositivi, nel frattempo emessi e operativi. La direttiva sulla disciplina dei limiti di velocità nell'ambito urbano
emessa per contrastare Bologna, città 30, è il decreto Autovelox, atto che regolamenta la modalità di collocazione e uso dei dispositivi per il rilevamento a distanza del superamento dei limiti di velocità. Dalla lettura del documento emerge un quadro tanto chiaro quanto desolante che in Italia si continuerà a morire per non negare a chiunque la libertà di usare come gli pare e dove gli pare la propria automobile. Il documento analizza il disegno di legge presentato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il nostro Matteo Salvini, riguardante la modifica del codice della strada in Italia, che secondo gli esperti legali e tecnici della mobilità promotori del documento, il nuovo codice della strada proposto solleva preoccupazioni significative in merito alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile del Paese. Una delle principali critiche riguarda la delega al governo per riscrivere l'intero codice attraverso decreti legislativi e atti regolamentari. Questo potrebbe limitare l'autonomia dei comuni nell'implementare infrastrutture ciclabili e misure per la sicurezza stradale a livello locale. Cioè, io mi permetto di leggere perché tu puoi spiegare meglio cosa sto leggendo, perché molta gente come me legge ma non sa di cosa si tratta. Inoltre, le disposizioni proposte potrebbero indebolire gli sforzi per contrastare l'incidentalità e aumentare l'inquinamento e ostacolare la promozione di una mobilità sostenibile. Ancora 2 righe e poi parli. Allora, gli esperti sottolineano che il nuovo codice della strada potrebbe andare in contrasto con gli obiettivi della Vision Zero, tu spiegherai. Cioè, l'obiettivo di 0 morti sulle strade e della costruzione di una mobilità civile mettendo a rischio la sicurezza stradale e l'ambiente urbano. Qui dice, allora perché il nuovo codice della strada non va approvato? Per avere una visione più dettagliata delle criticità e delle proposte avanzate dagli esperti, per emendare il testo legislativo e su tutti i motivi per cui sostengono che non vada approvato così com'è, invitiamo a scaricare il documento, eccetera. Io ti ho solo letto quello che c'è scritto, Arturo. Tu spiega bene, così la gente che come me non ha capito di cosa si tratta, come dobbiamo comportarci e cosa possiamo fare noi che abbiamo anche associazioni di automobili con noi, molte, come ci comportiamo? A te, Arturo. Ma vedi Luigi, una parte politica che ha perso le elezioni e che ha governato, ricordiamoci, per 10 anni, non si è mai posta a questi soggetti, questi studi che lasciano il tempo che trovano, non hanno mai detto nulla nel corso dei 10 anni passati. Tutti rivendicavano una riforma del codice della strada e poi per i vari equilibri dei vari interessi economici per 10 anni non hanno fatto nulla. Adesso arriva un ministro che mette mano a questa cosa, anche noi alcune delle cose che sono inserite all'interno del nuovo codice della strada destano qualche critica, ma nel complesso generale è una buona cosa perché si danno delle risposte ai cittadini. Allora, soprattutto quelli che parlano, quegli esperti che fanno questi studi, guardano le cose sotto la lente dell'ideologia. Allora, sotto la propaganda politica affermano alcune falsità che altri studi hanno dimostrato non essere appunto vere, tipo quella che citavi tu dei 30 all'ora, che riduce il numero di incidenti o che riduce l'inquinamento, quando altri studi dicono il contrario. Loro le prendono come verità assolute. Sono un po' come i nostri ambientalisti che adesso con l'ondata e la mentalità della mobilità sostenibile abbracciano le tesi dell'Unione Europea, no? E quindi in toto bisogna tutti avere l'auto elettrica. Ma ci sono alcune cose che dovrebbero far riflettere i cittadini in questo contesto. E la prima cosa è che noi lo vediamo soprattutto a Torino, abbiamo i monopattini elettrici in alcuni comuni, tipo Moncaglieri, che sono stati un fallimento, sono stati ritirati perché erano il vanto della
mobilità sostenibile si sono dimostrati e poi inefficienti e inefficaci. E quindi un settore anche economico, perché chi produceva e vendeva i monopattini elettrici aveva tutto l'interesse per continuare a vendere. Quando si è deciso di mettere la regolamentazione, quindi le targhe, il casco e le altre cose che in effetti in caso di incidenti lo testimoniano le statistiche, no, dei vari incidenti con i monopattini, quelli sì sono aumentati come tasso di incidentalità. Per cui quando tutti auspicavano dopo le morti, l'impressione data delle morti o in bicicletta, nei nostri centri o nei monopattini, auspicavano l'intervento. Adesso che è stato fatto l'intervento, questi qua dicono che aumenterà le morti, per cui capisci che questi studi lasciano il tempo che trovano, perché sono studi che vengono sconfessati da altri studi e poi si capisce bene la connotazione ideologica di chi li propone. Se questo codice della strada fosse stato realizzato da un ministro di un partito di sinistra, questa roba qua andava benissimo, no? Quindi in Italia oramai, se il governo dice che oggi c'è una bella giornata, le opposizioni insorgono per dire non è vero, e se lo dice perché qua ha qualche interesse, no? Quindi fanno notizia perché la gente è un nervo scoperto della gente, soprattutto degli automobilisti, che non sono tutelati da nessuno. Non c'è una tutela per gli automobilisti, non c'è una tutela contro le norme assurde, contro quello che abbiamo visto recentemente emanate dai comuni, ed è un bene che ogni comune non possa disporre di una potestà normativa nel campo della circolazione stradale, perché se no, come dicevo prima, avremo 8.000 codici della strada, no? Uno per ogni comune in Italia. È giusto che ci sia un'uniformità, perché se tu giri in Piemonte sai che c'è un certo indirizzo per il posizionamento degli autovelox, per i dispositivi T-Red. In altre regioni, e basta girare l'Italia, esiste tutto un altro sistema, no? Da noi nel nord Italia si rimpinguano le casse comunali sull'automobile. In altre parti d'Italia questo è un tema secondario, no? Quindi non si può mascherare pretestuosamente il fatto di incremento di mortalità solo il fatto che un codice della strada metta nuove regole per i centri urbani, quindi per i 30 all'ora, oppure che ripristini la legalità, no? Cioè abbiamo una serie di autovelox, e noi nelle nostre trasmissioni l'abbiamo sempre ricordato, che sono illegittimi e sono tollerati, ed è tollerata l'illegittimità proprio perché il cittadino a volte, a parte poche associazioni, a parte la nostra e qualche altra associazione, non ha nessuna difesa nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per cui in ogni comune che vai c'hai un regolamento, ad esempio per i T-Red diverso. In alcuni comuni il T-Red, tanto per riportare ai nostri dibattiti al nostro territorio, alcuni T-Red sanzionano con il giallo dopo i famosi 6-7 secondi, quell'argomento che tu hai sollevato molte volte, che hai ripreso. In altri comuni sanzionano solo dal rosso in poi, quindi semplificano molto le cose. E quindi tu dipende se sei fortunato a girare in un comune, se per caso ti scatta il giallo e quello dietro è molto attaccato e acceleri e passi, prendi la sanzione. In un altro comune no, allora tu non sai se rischiare l'incidente e inchiodare oppure rischiare di prenderti una sanzione. Capisci che una normativa nazionale è un po' come si diceva prima, no? Per l'edilizia. Ogni comune può legiferare per conto suo, ma non è l'autonomia che proponevamo noi all'inizio del nostro lavoro. L'autonomia, noi intendevamo un'autonomia come un principio di sussidiarietà, ma su una base
comune per i cittadini. Non ci possono essere 8.800 piani regolatori, 8.800 codici della strada, uno per ogni comune, ed è giusto che questo venga uniformato proprio a difesa dei cittadini. Quindi questo codice della strada criticato da questi soggetti, queste critiche lasciano il tempo che trovano. Senti, manca un minuto per la prima interruzione, ma secondo te bisogna rinnovare, modificare, apportare modifiche al codice della strada, sì o no? Veloce, così poi interrompiamo la seconda parte. Sì, alcune modifiche, quelle che abbiamo poi proposto come associazione di categoria, che lo illustreremo magari nella seconda parte. Sì, quindi è giusto che si facciano modifiche, vero? Esatto, sì. Proporre modifiche, certo, sulla realtà e sulla realtà delle cose, no? L'atto pratico della gente che vive la strada e che usufruisce di questo servizio. Arturo, se non è circondato da persone competenti, cosa succede? Punto, ne parliamo dopo. Diamo pure la parola alla regia per 30 secondi. A voi. Per le mamme e i papà, ma anche per chi non ha figli. Se volete ascoltarmi e parlare con me di pedagogia, attualità, società, costume, seguitemi su Radio Libertà. Largo ai bambini con Francesca Corbella ogni giovedì alle 16:35. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Luigi, a te la linea. Sì, grazie. Riprendiamo la seconda parte, però il discorso è sempre uguale. Allora, giustamente, devono portare voi, però come abbiamo detto, a meno che ci siano le persone giuste al posto giusto, perché, insomma, Arturo, se c'è uno che non ha la patente va a giudicare come dare la patente, e se c'è uno che deve giudicare le abitazioni, i condomini, eccetera, e non ha mai, è sempre vissuto nelle tende, è un po' difficile la soluzione. Però, per te Arturo, mi dispiace rovinarti il sabato, ma molti cittadini della città di Moncalieri, della quale tu sei consigliere comunale, sono venuti a reclamare perché dicono, poi puoi confermare o dire che dico cazzate, che quando fai benzina stai attento perché ti clonano la carta. Diversi casi denunciati, ovvero sia che tu ammiri le nuove tecnologie. Io da buon vecchio da 90 anni non so cosa sia. Qui dice, le nuove tecnologie, se da un lato semplificano la vita quotidiana, dall'altro offrono ai malviventi strumenti sempre più modi sofisticati per truffare le persone. A Moncalieri, città che tu gestisci, è scattato l'allarme per i criminali, i tech che clonano bancomat e carte di credito, specialmente durante i rifornimenti di carburante e i self-service, che tu poi potrai spiegare dove e come. Il caso più eclatante ha coinvolto i volontari, pensa Arturo, della Croce Rossa locale. Alcuni giorni fa, dopo aver effettuato un rifornimento, un mezzo di soccorso, si sono ritrovati con la carta clonata e un banco di circa 1.000 euro. Un episodio che ha destato grande preoccupazione e che ha portato i volontari a sporgere denuncia presso la polizia locale, che tu conoscerai. Quindi gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini cercando di ricostituire i movimenti della carta. Pare che il fatto sia avvenuto dopo che il bancomat era stato utilizzato in una specifica stazione di servizio nell'area di Torino Sud. Tuttavia non vi sono certezze, però la clonazione potrebbe essere avvenuta prima, durante o subito dopo il pagamento. Tu poi puoi spiegare come può succedere. Altri casi sospetti: negli ultimi giorni, sempre a Moncalieri, casi sospetti di clonazione delle case della polizia sta lavorando per capire che vi siano stati altri utilizzi debiti di carte che avevano effettuato pagamento nello stesso distributore, e la truffa però potrebbe essere stata messa in pratica in chissà quanti altri distributori sparsi sul territorio. Per questo
le indagini non escludono alcuna pista, non so cosa vuol dire, e sembrano essere destinate a durare ancora a lungo per poter arrivare a individuare uno più responsabile. Quindi quando verranno adesso da noi a Nole, caro Arturo, su tutti i tuoi concittadini che hanno questo problema, che risposta gli dai? Come in tutto il mondo esistono le truffe e ci sono i truffatori. Purtroppo in Italia questi trovano spazio anche perché non esiste un'attività di repressione sufficientemente forte. Queste truffe vengono fatte generalmente non da italiani, no? Rimaniamo così, che sovente restano impuniti. Allora il sistema della clonazione delle carte esiste anche per i bancomat. Le società bancarie hanno adottato artifici per far sì che non si possa clonare una carta bancomat o una carta di credito. Quindi il fatto che sia avvenuto a Moncaglieri è molto grave, perché nel nostro territorio esistono molti distributori liberi, no? Dove appunto in qualche modo la gente può fare benzina tutte le ore, e quindi anche nelle ore non presidiate, e qui è il rischio maggiore. Costringerà le società che gestiscono queste pompe a prendere provvedimenti, quindi ad aumentare anche i costi, perché queste truffe che non vengono in qualche modo sufficientemente represse portano poi aumento dei costi per tutti gli automobilisti, perché è chiaro che queste spese non le paga Pantalone, non le paga la società, ricadranno sui cittadini che vanno a fare benzina. È increscioso il fatto che non ci sia un presidio del territorio, cioè perché ad esempio a Moncagliere il sindaco vanta un sistema di videosorveglianza capillare dove i cittadini hanno investito un mucchio di soldi e non si riesce tramite le telecamere chi è che ha manomesso la pompa di benzina. Quindi il saperlo già al principio chi ha manomesso porta all'individuazione dei responsabili, e la cosa immediata, la prima segnalazione, interrompere proprio l'attività criminosa. Ma io pensavo che Moncaglieri venisse chiamata dei nostri concittadini perché recentemente l'amministrazione, ovviamente appiattita con quella parte ideologica che vede nell'automobile tutti i mali possibili e immaginabili, e ha proposto la chiusura del centro storico, a prescindere. In una città, per chi la conosce, Moncaglieri, è molto difficoltoso accedere al centro storico perché esiste una piazza in salita, una strada in salita, e Moncaglieri è una città collinare, quindi in qualche modo presenta una difficoltà, una penalizzazione soprattutto per le fasce deboli, per gli anziani, per le donne incinte, per chi deve portarsi a casa la spesa. Per cui o rendi il centro storico un deserto dove la gente non ci deve abitare, non devi avere, e tieni proprio solo la piazza per i monumenti e magari per 4 ristoranti, oppure ti doti dei servizi idonei in caso di chiusura a poter dare un supporto ai cittadini. A Moncaglieri non esiste un servizio di mezzo pubblico che ti porti nel centro cittadino, non esistono aree a parcheggio accessibili ai disabili. Esiste una struttura di parcheggio adeguata per i disabili, ma è posta a un dislivello molto inferiore da quello della piazza principale di Moncaglieri. Quindi tu dal parcheggio multipiano non riesci, se hai problemi di deambulazione o di disabilità o hai una carrozzina con un bambino o 2, non riesci ad accedere alla piazza principale. Nonostante questo, nonostante le considerazioni di dire chiudiamo dopo che abbiamo fatto tutte le opere, un'opera di risalita automatico verso la piazza proprio per i disabili, un altro parcheggio dall'altra parte della collina per dare 2 possibilità per chi arriva da una parte e chi arriva dall'altra, l'amministrazione, forte di una connotazione ideologica che vede, come dicevo prima, ogni possibilità per penalizzare l'automobile e gli automobilisti, e ha proseguito, e infatti in questi giorni vengono attivate le telecamere
e viene attivata appunto la ZTL, la chiusura della piazza. I commercianti sono in rivolta, i cittadini residenti sono in rivolta, ma l'amministrazione forte del 65% di consenso che ha avuto alle elezioni del 2020 prosegue nella sua politica. Ovviamente i cittadini, quando sono andati a votare, hanno in qualche modo condiviso il programma elettorale di questo sindaco, ma non leggendo, i cittadini che vanno a votare non leggono i programmi elettorali e non hanno letto quello che c'era scritto sul programma elettorale. Quindi adesso si trovano arrabbiati, giustamente, ma anche un po' complici di questo fatto. E noi come minoranza questo l'abbiamo sottolineato. Luigi, questo è quanto che riguarda Moncaglieri. Moncaglieri aveva anche altri problemi, perché quando fanno le piste ciclabili, e tu lo sai, me lo insegni tu quando siamo in ufficio, cosa tolgono? Tolgono spazio alle macchine che devono posteggiare. Dico bene o sbaglio? Sì, hanno anche qui, come in tutti i comuni, Carlo Arturo, hanno tolto 200 spazi per le macchine. Come la mettiamo a quel punto? È quello un po' il tema collegato, quindi le scelte ideologiche penalizzano sempre i cittadini. Allora, per una scelta ideologica è realizzare una pista ciclabile, desiderio sacrosanto, però bisogna vedere anche il numero di chi lo usufruisce. Investire tante risorse per realizzare una pista ciclabile e poi vedere 1 o 2 biciclette al giorno è una cosa, io che la considero uno spreco. Questi soldi avrebbero dovuto essere impegnati più fruttuosamente a realizzare appunto quelle infrastrutture che si dicevano prima, altri parcheggi, modi di accesso alla mobilità. L'assurdo, e questa è una chicca, che la pista ciclabile, proprio per consentire questa mobilità sostenibile che piace tanto alla sinistra, porta la pista ciclabile nei pressi della stazione ferroviaria, in modo che l'idea era quella di realizzare la pista ciclabile, la gente prende la bici, porta la bici sul treno, no? E va a Torino, quindi elimini l'uso dell'autovettura. Si sono solo dimenticati che in tutte e 2 le stazioni di Moncaglieri i binari non sono accessibili ai disabili, perché non ci sono né le rampe né gli ascensori, per cui se tu arrivi a Moncaglieri convinto di poter mettere la tua bici sul treno, o te la metti in spalle, ti fai le rampe di scale per fare il sottopassaggio, oppure in qualche modo la devi lasciare al Moncaglieri. Altra idea suggestiva dei 5 Stelle, togliere ulteriori parcheggi per fare dei box per le biciclette, dei box chiusi a chiave, come esiste per i garage, per le biciclette. Quindi in qualche modo eliminare altri posti di parcheggio per realizzare per quelle 2 o 3 biciclette che usano i mezzi pubblici. Siamo a livello demenziale, quando oramai l'amministrazione è infarcita di ideologia, tutte le cose più suggestive, chiamiamole così, vengono a galla, no? E pensando di essere i primi o portatori di un principio importante e generale. E poi i cittadini si rivolgono, no? Tu dicevi quello che noi avremmo voluto mettere sul codice della strada, un codice che guardasse anche i diritti dei cittadini, cioè uno per tutte, che le infrazioni rilevate con i mezzi meccanici, cioè vista red o autovelox, non portino alla decurtazione dei punti, cioè solo quello della sanzione, perché tu sai benissimo che se tu non comunichi, molta gente si dimentica di comunicare chi era al volante per togliere i punti, porta un incremento, un'altra sanzione aggiuntiva a quella già per la contravvenzione. Invece quella fattispecie lì andrebbe fatta solo quando effettivamente gli agenti della polizia municipale, dei carabinieri o della polizia stradale
ti fermano e vedono realmente chi è al volante, come succede negli altri paesi europei, che hanno delle attrezzature molto più avanzate, che già da 800 metri sai a che velocità vai, quindi non puoi scappare, ma che in qualche modo contesti subito immediatamente la multa. Quindi abbiamo un maggior presidio del territorio nei paesi che adottano questo sistema. Sanzionare non solo la velocità ma le altre infrazioni, quindi se c'è presente una pattuglia sanzioni anche il sorpasso azzardato, sanzioni la svolta proibita, sanzioni il non uso delle frecce, una serie di altre infrazioni, perché in Italia, se andiamo a vedere, le uniche infrazioni contestate sono quelle o del passaggio col giallo-rosso o quelle della velocità. Nessun'altra infrazione viene più contestata. Arturo, scusa, perché il tempo vola e abbiamo tante cose che possiamo parlare. Senti un po', Arturo, io volevo che tu poi spiegassi l'intelligenza artificiale. Aspetta un momento, non è la mia. Allora, senti un po' cosa sta capitando, qui devi rispondere chiaro. Se muovono con l'intelligenza artificiale, il garante della privacy però dice no a Torino. Perché? Quindi l'annuncio di una sperimentazione del traffico all'ombra della buona antonelliana e l'utilizzo della tecnologia più avanzata degli incroci infernali. Stavi parlando di questo, ecco perché ti ho interrotto con la logica di proseguire nella tematica del discorso. Come piazza Baldistera non ha convinto Roma, intanto la Regione inserisce la novità del piano dell'area per il Piemonte. Qui dice, caro Arturo, Torino li vorrebbe usare per vigilare sul traffico e garantire maggiore sicurezza, quello che dicevi tu, evitando ingorghi, specie in quelle rotonde infernali come piazza Baldissera. La Regione li ha già inseriti nel piano per la qualità dell'aria del Piemonte e sai che adesso abbiamo anche gli assessori, comunque, ma il garante della privacy ha detto no all'utilizzo dei semafori con intelligenza artificiale, chiedendo spiegazioni al comune entro le prossime 2 settimane. Tu fai parte del comune, io le faccio a te. Quindi il garante per la protezione dei dati personali, infatti, riprendendo precedenti interlocuzioni, ha inviato una richiesta di informazione al comune di Torino sul nuovo sistema di videosorveglianza che, secondo notizie di stampa, utilizzerebbe anche l'intelligenza artificiale, non è la mia, permettendo alla polizia municipale di capire in tempo reale se occorra intervenire in una situazione di emergenza o per motivi di sicurezza. Considerato il potenziale rischio che l'attivazione di tali sistemi di videosorveglianza intelligenti potrebbero comportare per la vita privata di migliaia di cittadini, ha ritenuto necessario chiedere al Comune di fornire entro 15 giorni, quindi entro fine mese, ogni elemento utile sui trattamenti di dati personali che sarebbero effettuati mediante le telecamere e i sistemi di intelligenza. Quindi il Comune dovrà chiarire le funzionalità avanzate di cui sarebbero dotate le telecamere, inviando anche copie della documentazione tecnica e le finalità e la base giuridica del trattamento dei dati personali. Quindi forse il cittadino fatica a cogliere quantità di innovazione sia già applicata in città. Con i semafori nei sottopassi, nel monitoraggio delle piante sarà usata anche per regolarizzare piazza Baldissera. Dobbiamo avere come unico obiettivo migliorare con le tecnologie emergenti la qualità della vita dei cittadini. Quindi l'assessore dell'innovazione del Comune di Torino diceva queste cose. Ma secondo te, immediata la replica di Palazzo, perché poi risposta è Palazzo Civico, come avremo modo di spiegare al garante nella risposta che intervieremo nelle prossime ore, le notizie pubblicate da un quotidiano cittadino hanno generato incomprensioni. Quindi questo cosa vuol dire, Arturo? Che noi leggiamo, guardiamo, però non sappiamo se quello che leggiamo corrisponde al vero, se quello che pensiamo è poi concreto o se la soluzione che decidiamo va bene. Secondo te alla gente che
come me non capisce niente, che risposte gli diamo con questa, come si chiama, te l'ho detta prima, intelligenza artificiale? Noi abbiamo solo l'intelligenza naturale. Che ne dice Arturo? Dagli delle risposte, perché queste sono cose interessanti dell'altro giorno. Speriamo che l'intelligenza artificiale supporti quello che non ha fatto l'intelligenza burocratica, perché la realizzazione del nodo di strada Val-di-Sera è stato fatto proprio grazie a studi di grandi professionisti, di esperti di traffico, magari quelli che scrivono le recensioni al nuovo codice della strada, no? Tutti questi fenomeni che hanno portato alla realizzazione, che è costata decine di milioni di euro ai cittadini della città di Torino e che non ha dato una risposta, avrebbe dovuto in qualche modo far accendere il faro, oltre che all'autority per la privacy, anche alle altre autority che devono controllare, tipo la Corte dei Conti, no? Altri soggetti burocratici, per controllare chi è il responsabile di una simile situazione, dove un nodo cruciale come quello creato ex novo ha portato questi danni, no? Cioè non si può dire poi dopo mai nessuno è responsabile. Speriamo appunto, al di là delle opinioni, che l'intelligenza artificiale in qualche modo penalizzi l'intelligenza burocratica, no? Dove commi, problemi e articoli portano al rallentamento dell'attività amministrativa. Noi a Torino siamo forse i record e non c'è nessun authority che controlli, ad esempio, i lavori che durano da decenni nel sottopassaggio del Lingotto, i lavori che sono durati 10 anni, per cui abbiamo delle realtà a Torino. Quindi adesso l'intervento delle authority per queste cose qua, io sono dell'idea che queste authority provochino a volte più danno che efficienza, perché riescono a riprendermi, a sanzionarmi e mi fanno la multa in qualsiasi modo, e per cui anche se io non voglio essere ripreso, e poi i comuni per fare cassa, perché poi alla fine della fiera tutte queste norme non servono per la sicurezza, per la riduzione degli incidenti, per quello che abbiamo detto serve solo a fare cassa. Quindi un'intelligenza artificiale che regoli magari uno snodo, bisogna vedere se è stata collaudata, se funziona, per non andare a spendere altri soldi ulteriori di quelli che abbiamo già speso e poter far sì che il traffico sia fluido. Ma io penso che la finalità dell'amministrazione di Torino non sia quella di fluidificare il traffico, ma quella di scoraggiare l'uso del mezzo privato per poter accedere a quella potente rete messa in piedi di trasporti con 6 o 7 linee di metropolitana dalle amministrazioni comunali che hanno amministrato negli ultimi 30 anni Torino, no? Quelle che hanno a cuore proprio la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico, e vediamo come non siamo riusciti a farci finanziare una parte di metropolitana, dove abbiamo fatto realizzare una metropolitana che, se venisse allungata, non avrebbe più i requisiti di sostenibilità, perché diventerebbe troppo affollata con i nostri treni molto piccoli. E questo nel corso di questi 30 anni, per cui i cittadini torinesi e soprattutto gli automobilisti torinesi, ma in parte la colpa è anche loro, perché hanno sempre votato per queste amministrazioni e nel segreto dell'urna hanno dato il voto a questi, non si sa. E questi problemi in qualche modo ci sono sempre stati e dovrebbero rendersi conto che chi amministra con l'ideologia, con una certa ideologia, proporrà sempre delle iniziative a penalizzare l'uso dell'autovettura, no? A meno che tu non compri l'auto elettrica, allora tutte le porte ti sono aperte finora, fin quando non si accorgeranno che magari anche in quel campo lì un po' di cassa la possono fare. Capisci, Luigi, che
E adesso vediamo quali sono i cavilli della burocrazia che si scontra uno con l'altra. C'è una burocrazia come quella comunale che si scontra con una burocrazia come quella dell'autority, no? E la vittima in questi scontri di autorità chi è? Sempre il cittadino, che non è tutelato da nulla, quello che ricordavamo prima, no? Da tutti questi provvedimenti fatti dall'amministrazione. La Corte dei Conti non interviene per capire se c'è uno spreco di denaro pubblico, una qualsiasi magistratura non interviene per vedere se esiste veramente un danno ai cittadini con dei provvedimenti e non può impedire a un cittadino di utilizzare l'autovettura magari quando è l'unico metodo di locomozione, e a meno che non debba sottostare per domande di permessi, richieste di visite o quant'altro, e sappiamo benissimo come funziona, soprattutto avendo la rappresentanza del mondo disabile, sappiamo benissimo le difficoltà che i disabili incontrano nel poter usare un'autovettura per gli spostamenti, non loro magari ma dei loro familiari. Cosa devono fare per ottenere un permesso di sosta, un permesso di accesso? Chiunque vada a fare degli esami all'interno, a Torino, all'interno di quella famosa cerchia della ZTL, deve subito farsi fare un certificato dal medico o dall'istituto sanitario che effettua i prelievi o dell'istituto ospedaliero, e quindi innescare un meccanismo che ha una burocrazia incredibile. Nel nostro paese Vige è un sistema, non è un sistema democratico, ma è un sistema burocratico. Allora, noi quello che, per ritornare al discorso importante, che noi nella nostra proposta di modifica del codice della strada ci fosse stata inserita una grossa sburocratizzazione di tutto quello che è il mondo dell'automobile. Arturo, siamo in chiusura, ringrazio poi il grande regista Andrea perché ci sta dando una mano. Oggi è stata una trasmissione favorevole, però tu pensa che tu già discuti per il prossimo sabato, cosa dici che la patente superati i 65 anni non guidi più, lo sanno in pochissimi, e poi arriva la doccia fredda in migliaia su piede di guerra, e poi diciamo che chi non lo sa che c'è un bonus per chi vuole fare delle colonnine elettriche in casa. Quindi da noi tu prepara questi due temi perché sabato prossimo ne parleremo. Adesso saluta perché in un minuto dobbiamo dare giustamente lo spazio alla radio, grande Radio Libertà. Vai Arturo. Un ringraziamento alla regia, un ringraziamento agli ascoltatori e a risentirci alla prossima settimana, e buon weekend a tutti. Un abbraccio a te Luigi, ovviamente, che sei l'artefice di questa trasmissione, e arrivederci a sabato prossimo. Grazie Arturo, grazie anch'io, ringrazio la nostra Radio Libertà. Ricordo che questa trasmissione in filo diretto come base sul codice della strada, sulla mobilità, sulle tempi eccetera, e chi volesse venire a parlare direttamente con noi deve venire a None il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16, oppure inviare delle email a ufrapportisociali@libero.it o chiamare via telefonica 328 07 15 232. Noi siamo a completa disposizione. Chi avesse dei problemi può anche chiedere sempre alla radio se vuole avere le notizie per poterci trovare e sapere dove siamo, e ringrazio ancora anticipatamente perché oggi è stata veramente una grande trasmissione, poi lo farò personalmente con grande Andrea. Ringrazio ancora Radio Libertà, a voi tutti ascoltatori, buongiorno, ci sentiamo sabato prossimo dalle 11 alle 12. A voi studio. Avete